Al Parco Agorà di San Donà di Piave si tiene il primo corso di ciclomeccanica promosso da Legambiente nell'ambito dell'attività della Green Station di San Stino, un corso in cui viene insegnato a tutti gli appassionati di bicicletta come tenere in perfette condizioni il proprio mezzo ciclomeccanico. Una decina i corsisti, la cooperativa Insieme che con i suoi istruttori tiene il corso. Andiamo a scoprire questo importante progetto che si inserisce nell'ambito della promozione dell'uso della mobilità sostenibile e quindi della bicicletta. L'intento è quello di sviluppare i temi dell'economia circolare, ma facendo anche inclusione sociale. E oggi si terrà uno dei corsi di formazione previsti. Uno è già stato svolto sul cicloturismo e questo è per la ciclomeccanica, quindi riparazione della bicicletta. E comunque l'idea è appunto quella di coinvolgere le persone con i temi dell'economia circolare. Questo progetto vede nella fattispecie la presenza di alcuni istruttori di meccanica che stanno appunto illustrando ai corsisti, diciamo così, quali sono i segreti per tenere in perfetta condizione una bicicletta, anche perché è importante quando si fa anche cicloturismo, quando si va anche al lavoro in bicicletta, avere anche la sicurezza del mezzo. Ci parli un po' di questo progetto e poi se ci vuoi parlare un po' anche della Green Station, questa realtà di San Stino che in realtà sta diventando una realtà conosciuta in tutto il territorio. Esatto, oggi con noi c'è Cooperativa Insieme di Vicenza e appunto ci insegneranno come diciamo svolgiamo la parte pratica del corso, perché abbiamo già tenuto 3 lezioni in realtà di teoria online e oggi in zona arancione riusciamo a svolgere in realtà la pratica. La Livenza nasce dal progetto Green Station, che è un progetto per il recupero degli edifici inutilizzati delle stazioni dei treni. Infatti non siamo gli unici in Italia, ce ne sono altri sviluppati nel territorio e anche lì l'idea è sempre quella di rigenerazione ambientale, promuovere il turismo educativo, culturale e storico, luoghi utilizzati anche nel progetto Eco e anche per esempio per svolgere attività della protezione civile, educazione ambientale e così via. A noi fa un estremo piacere aver ospitato questo progetto e soprattutto la collaborazione con Lega Ambiente, che non si riferisce solo a questo progetto ma anche a tanti altri progetti in ambito ambientale. E questo in particolare noi ci teniamo sia per le finalità che si propone, quindi di fornire anche a persone che magari hanno un periodo di disagio lavorativo, di fragilità lavorativa, l'opportunità di acquisire nuove competenze e poi rimettersi nel mondo del lavoro, a disposizione del mercato del lavoro, proprio con queste competenze acquisite, che non sono solo quelle che voi vedete qua, che è la ciclo officina, ma hanno acquisito anche nozioni in ambito di cicloturismo. Claudio, ci spieghi l'importanza della meccanica della bicicletta? Noi pensiamo di dover avere sempre una macchina in perfetta condizione, ma anche la bicicletta è importante che sia in perfetta condizione. Sicuramente sì. Noi Cooperativa Insieme e con il Giro delle Ciclofficine d'Italia crediamo proprio in questo, nell'arte della manutenzione e soprattutto di rimettere su strada bicicletta, nel senso che ognuno di noi ha sicuramente biciclette abbandonate da qualche parte, in qualche garage, ed è un buon modo per iniziare, nel senso che si parte con del materiale, con delle rotture casuali e virtualmente infinito, nel senso che le biciclette vecchie hanno molte più compatibilità che quelle moderne e sono forse anche un po' più robuste, quindi forse sono le biciclette giuste su cui fare scuola e dove diciamo a un errore non corrisponde per forza un dramma, ma si può retrocedere e riprovare in maniera corretta per arrivare al risultato.